Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. E ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Oggi parleremo di una rassegna artistica e lo facciamo con Roberta Gubitosi. Ciao Roberta. Ciao Laura. Allora Roberta, parliamo oggi di Ars in Tempore. È un evento, anzi una serie di eventi, cioè una serie di mostre itineranti che si svolgeranno nelle abbazie del nostro territorio. Raccontaci un po' di cosa si tratta. Allora, sono 6 mostre che si svolgono tra il Veneto, Friuli e anche in Umbria. Abbiamo coinvolto anche la regione Umbria. È un progetto che coinvolge luoghi storici e antichi, infatti è un percorso proprio di arte contemporanea nelle antiche abbazie. Il titolo Ars in Tempore sta a indicare arte nel tempo, quindi la volontà di collegare in un certo senso anche l'arte di oggi, l'arte contemporanea, alla realtà della storia, della nostra storia, quindi chiaramente un collegamento con il territorio. Si partirà con la provincia di Treviso e quindi con l'abbazia di Monastier. Quindi la prima sarà proprio inaugurata a breve, sabato 9 novembre, nell'abbazia di Monastier Ninni Riva, proprietà appunto Ninni Riva. E quindi inizieremo, lì sarà inaugurato il progetto, sarà presentato il catalogo e cominceremo questo percorso. Un percorso impegnativo perché ha coinvolto non solo sedi importanti, perché oltre all'abbazia di Monastier, ricordo dopo continueremo con l'abbazia di Sant'Eustachio Nerveso della Battaglia, successivamente l'abbazia di Santa Maria di Sesto a Reghena, l'abbazia di Follina e poi andremo appunto a Gubbio in Umbria. Quindi chiaramente richiede un grande impegno per tutta una costruzione anche di reti, di collegamenti, possiamo dire, di collaborazioni con l'ambito territoriale, non solo le amministrazioni, ricordo la collaborazione con le province e le regioni anche, quindi sono coinvolte e hanno patrocinato il progetto. Ecco, allora si comincerà sabato 9 novembre, poi si continuerà fino verso la fine di agosto del 2020. Per ogni sede, quanto dureranno queste esposizioni? Le esposizioni durano circa da 21 giorni al mese in alcuni casi e hanno coinvolto molti artisti, oltre 50 artisti, chiaramente non per sede, in ogni sede sono previsti circa da 15 artisti, 15-20 artisti, quindi non è proprio una mostra itinerante. Chi vuole visitare e seguirci nel progetto ha occasione di vedere mostre diverse, perché chiaramente i 50 artisti sono anche distribuiti in un certo senso, hanno aderito a diverse mostre, alcuni hanno deciso di fare il percorso nella sua completezza, altri invece hanno preferito una sede piuttosto di un'altra. Ecco quindi che l'abbazia diventa spazio espositivo per questa occasione. Gli artisti appunto sono più di 50, vogliamo citarne qualcuno? Sì, ricordo in particolare sono artisti del territorio, certamente artisti trevigiani, artisti dell'ambito veneziano, quindi abbiamo preso un po' tutta la zona del Veneto, ma anche artisti del Friuli, artisti del Trentino, del centro Italia, anche della zona dell'Emilia Romagna. Quindi, e non solo, alcuni stranieri, ricordo, dell'Inghilterra e anche un artista che lavora a Parigi, in Francia. Quindi abbiamo cercato di dare un ampio respiro e di dare anche una visione dell'arte contemporanea un po' di oggi, locale e non solo. Tra questi ricordo in particolare alcuni artisti che non ci sono più, che fanno parte ormai della storia dell'arte, come Tony Benetton, ecco, ricordo Gina Roma e un altro per esempio Lionello Trabuio. Certo. E appunto perché ormai sono nell'ambito della storia, gli altri sono tutti operanti e attivi nel contesto. Volevo sottolineare un po' l'intento anche del progetto, perché sicuramente ci si può chiedere questo rapporto con l'antico, proprio perché l'arte contemporanea sicuramente si può pensare, la si è vista molto spesso come una rottura con la storia. In realtà molti di questi artisti, chi avrà occasione di venire a vedere le mostre e poter anche così vedere le loro opere, potrà capire come ci può essere una continuità. Infatti uno degli slogan anche del progetto è proprio valorizzare l'antico attraverso il nuovo.
quindi le due realtà che possono valorizzarsi a vicenda. E gli luoghi turistici e storici per eccellenza dialogare con la contemporanea e viceversa, l'arte contemporanea invece diventare stimolo per visitare anche i luoghi antichi. E dall'altra parte un'altra provocazione che un po' fa parte del progetto è proprio l'arte contemporanea entra nella storia. Ah sì. Che tipo di forme d'arte saranno esposte? Pittura, scultura? Sì, il progetto era aperto a le diverse forme di arte visiva. In particolare ricordo che c'è pittura, chiaramente, ci sono parecchie opere pittoriche, e scultura. Tra le sculture si possono distinguere diversi materiali, perché ci sono anche opere proprio polimateriche, Certo. quindi che possono rappresentare anche le realtà più attuali. Ci saranno installazioni, fotografie? Anche fotografie, sì, installazioni non particolarmente grandi, più che altro opere, ecco, le definirei più opere polimateriche, e fotografie, sì. La fotografia, anche sperimentazioni fotografiche o tecniche mistiche dove la fotografia dialoga anche con la pittura e con altri materiali, sì. Ecco, voi avete scelto di esporre al massimo 4 opere per ciascun artista. Come mai? Abbiamo scelto il numero di 4 opere in realtà perché da un lato non volevamo dare solo degli assaggi, ecco, degli artisti, quindi dare comunque una visibilità all'artista e nello stesso tempo la possibilità all'osservatore di avere una visione un po' più ampia dello stesso, e quindi nelle 4 opere poteva vedere in un certo senso una continuità e farsi un'idea più chiara anche di chi è l'artista, chiaramente non completa, però più chiara. Quindi chiaramente abbiamo scelto questo numero 4 per questo motivo, ecco, per dare una certa visibilità all'artista e nello stesso tempo la possibilità all'osservatore di capire di più dell'arte, della sua produzione. Ci sono anche artisti giovani? Sì. Ci sono artisti giovani, dico che hanno fatto il percorso anche, possiamo dire, accademico, sono artisti trentenni, ecco, in questo senso sì, ci sono alcuni artisti giovani e tra l'altro proprio da questi artisti giovani sono emersi gli spunti, alcuni spunti interessanti di aggancio al passato. Questo è vero, uno può pensare magari il rapporto con il passato è legato forse ad altri anni, no? Noi viviamo molto il presente, è una società, la nostra, proiettata molto sul presente. In realtà anche proprio dai giovani si vede questa volontà di guardare, di indagare anche la storia dell'arte del passato. Infatti chi viene a vedere, ci sono alcuni casi in cui c'è questo contatto con le planimetrie delle antiche chiese. Certamente non è così esplicito nell'opera, ma osservando bene si emergono i diversi richiami. Ci saranno delle guide o qualcuno che spiegherà le opere? Nel percorso appunto sono previste delle visite guidate piuttosto studiate a prenotazione, per il momento gestite dalla sottoscritta. Io ho curato la parte artistica e non sono da sola, i curatori, ricordo, siamo 2. Appunto io e Tiziano Marchioni, il curatore che ha seguito molto la parte anche pratica e organizzativa, e insieme abbiamo elaborato anche il catalogo, e il progetto è stato seguito proprio a 2. Possiamo dire che siamo stati i 2 ideatori, e in particolare devo proprio ricordare che l'idea iniziale è partita proprio da Tiziano Marchioni, in un momento così conviviale e piacevole ha espresso questo desiderio, ma perché non creare un percorso nelle abbazie? Ci saranno, sì, tornando alla domanda, delle guide, e la visita appunto le seguirò personalmente. Ecco, appunto, il catalogo invece conterrà sia le biografie degli artisti che le opere in mostra. Il catalogo è strutturato in diverse sezioni. Ci sarà una prima parte dedicata in particolare ai luoghi, quindi una certa visibilità sarà data proprio a queste sedi importanti, storiche, turistiche, una parte dedicata agli artisti e alle opere degli artisti in particolare, poi la parte delle biografie e poi un'ultima sezione dedicata ai partner
Chiaramente è un progetto, come si può vedere, molto complesso, che ha richiesto la collaborazione e il sostegno di diversi partner. Che tipo di pubblico vi aspettate? Io mi aspetto e spero in un pubblico variegato, cioè dall'esperto, dal curioso che viene a visitare, vedere forse una realtà un po' particolare, perché è un progetto particolare, un po' inedito, ecco, nel suo sviluppo così continuativo. E alle persone dei luoghi, infatti l'abbiamo pensato proprio per coinvolgere anche le diverse cittadinanze, quindi le diverse località dei vari paesi, quindi anche proprio le persone locali non addette ai lavori, non abitué, ecco, non legate o che di solitamente frequentano le mostre d'arte, quindi è un'occasione anche per loro per avvicinarsi e vedere una mostra che poi è collegata ad altre iniziative, ecco, Sì, il concetto è che l'arte sia alla portata di tutti. Sì, questo possa avvicinarsi, possa comunicare a tutti ed esca, ecco, in questo caso noi volevamo uscire dai luoghi istituzionali, questo. Allora, tornando alle date, la prima esposizione sarà dal 9 novembre al 24 novembre all'Abbazia di Monastier. Sì. L'inaugurazione è sabato 9 novembre alle 16:30. Poi a seguire l'esposizione successiva sarà all'Abbazia di Sant'Eustachio, a Nervesa della Battaglia, luogo incantevole, dal 14 marzo al 5 aprile 2020. Dal 18 aprile si comincerà a Sesto Arreghena, altro paesino meraviglioso, e poi si finirà dal 23 maggio al 21 giugno 2020 a Follina. L'ultima esposizione, che raccoglierà un po' tutte. Sì, ci sono molti artisti che hanno partecipato, sarà più corposa l'ultima esposizione a Gubbio, infatti sono state richieste 2 sedi, per quello diventano 6, ecco, le mostre. C'è stato coinvolto il Museo Diocesano e in più la Chiesa di Santa Maria Nuova. Sono esposizioni a pagamento? Possiamo dare qualche indicazione? È libero, gratuito. Ah, ok, l'ingresso è libero. Per avere più informazioni avete dei social, un sito o qualche pagina di riferimento? Allora, per il momento abbiamo la pagina Facebook di Ars in Tempore e poi i nostri riferimenti, ecco. Devo dire che noi abbiamo cominciato questa avventura un anno fa e nell'occasione è nata anche un'associazione proprio per questo, che si chiama Quinta Dimensione, oltre l'immagine. E la nascita di questa associazione è legata a un'idea, come esprime anche il progetto, di arte contemporanea, che abbia da un lato una relazione o comunque che si veda in continuità con il passato, ma nello stesso tempo che abbia un rapporto anche con il territorio. Quindi con Quinta Dimensione, anche per spiegare un po' questa associazione, con Quinta Dimensione c'è la volontà di creare una realtà che è al di là delle 3 dimensioni o delle dimensioni tradizionali, certo. la profondità e la dimensione del tempo, andare oltre, cioè entrare nella dimensione dell'interpretazione che varia nella storia, e oltre l'immagine, per indicare la volontà di guardare oltre, di andare oltre la rappresentazione, la parte superficiale anche dell'opera. Ecco Roberta, noi di Radio Veneto 1 vi sosteniamo, vi seguiremo nelle varie esposizioni, anche all'inaugurazione di sabato 9 novembre. Io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a te Laura e a tutti voi. E grazie a voi per averci seguito, sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.